Si può? Avanti. Don Felice, fuori c'è sta un signore che potrà sì per forza. E chi è? Te l'ha detto come si chiama? Onorevole Raganelli, dice che voi lo conoscete. Lo conosco, fallo passare. Accomodatevi. E punesse? Noi siamo Mansello. È permesso? Trasite. Casa e fanucchiello con l'accia, caro Felicello, ti abbraccio. Non date retta, facite almeno. Ma che stai inguacchiata? Stai inquartata? Sto guardando, mi mangiassi in mano per arrancio. E saputo si hanno tirata a stazione? Sì, asciutto 6 e 29. E saputo i risultati delle elezioni? Sì. A stancarla la norma trionfa e si parla dell'enorme trionfo mio per tutta Napoli. E si capisce, voi avete fatto che la pastetta. E ha già fatto la porpetta, ha già fatto la pastetta. Ve l'avete accattata avuta e si no quanto saliva. Ah, ma si fedente e pidocchioso, diffidente e permaloso. Casi c'è sta uno che ha fatto tutto, sì tu. Non sei parlato buono. Che ha fatto l'esoso, questo sei tu. Tu volevi decidere di potenza. Volevi fare solo la cena. Tu volevi vincere di prepotenza. Tu hai cantato a noto. E a Siracusa. E ha accattato i voti. Io, è vero. Quando hai speso quanto è costata in campagna puceriale? Quanto hai speso? Quanto ti è costata la campagna preelettorale? Ha già speso quello che era necessario spendere. Non ti sei accorta che s'hanno maniato a sordo? Non sei. Che s'hanno maniato i sordi? Ma perché a voi non vi è costato niente? Io senza niente m'aggio mazzicato il pane toast. E te ridi gingivi? Senza niente m'aggio piazzata al primo posto. E ci avete qualche santo in paradiso. No, io tengo la prova facile. E chi stato? Tengo la parola facile. Stavolta mi sono maritato a fuori l'impopolo, Bene. Sti voti me li sono meritati a furor di popolo. O sai che hai prete che è casa popolare? Poi prevede, O sai che io peroro la causa popolare e lo farò perché Fifì è morto che ha scorso in dall'est. Sì. E lo farò fino alla morte con sforzo indefesso. Fidì, alle corde. Si è fermato l'orologio. Fidì, alle corte. Io sono venuto da parte della posta. Sono venuto a farti una proposta. E sentiamo a me. Perché non dai il fava rosa? Perché non fai una cosa? Allisciti a me, unisciti a me. Tu mi metti a sorda, rindoli e te poi ci pensi. Che già fa? Tu mi metti sorda e poi all'intelletto ci penso io. E che dovrei fare? Sì, la tavola. O segretaria. Dosore. Anzi, il mio socio. Cominciamo subito. A Piazza Garibaldi stasera ci sta un supplizio mio. Finalmente. Ci sta il comizio mio. Tu vieni a rete a mettere, riarrai sicuramente. Come no? Ti ricrederai sicuramente. Io divorerò brori amanesti. E guarda voi come mangiate. Io diventerò un bravo ministro. Tu per me fai schifo. Anselmo. Tu per me fai il tifo. Io faccio ricorso perché tu sbatti a mamma da fuori la porta. Ma che state dicendo? Io faccio il discorso e tu sbatti in mano forte. Fai la cacca, insomma. Fai la clacca, insomma. A prova la mia è palata. Approvi il mio operato. O se non hai sbagliato. Ha fatto. O se è buono o se è sbagliato. Insomma, devi essere il mio braccio destro. A sporcimmatoia, onore tutti e due. Non sei. E ci spartimmo gioia e onore tutti e due. E si ci arrestano. Non ti preoccupare, io tengo la mezza potente. Perciò non deve stare puzzo. Tengo il mezzo potente per affascinare le masse. Vieni conmigo, non te ne incaricare che con la forza mia e l'aiuto tuo faremo di Amalia la prima puzzona del mondo. Che cosa? Faremo dell'Italia la prima nazione del mondo. Vieni conmigo, Non sei, mi raccomando, cercate di non dire fassaria, a caso fatto. Non ti preoccupare, che io vengono morluzzi che patane che faccio all'uccamus. Vuoi pisciavino? E tengo un discorso preparato che le faccio alluccare in massa. Mi introduci. Mi introducimi. Ah, madonna mia, mannancello boh. Amici, compagni, cittadini, a nome del partito vi do il benvenuto e passo la parola all'onorevole Anselmo Raganelli. Amici, fratelli, compagni miei fate fette. E si è appilata la lascia. Compagni miei prediletti, grazie bene dopo le orazioni. E si capisce. Vi ringrazio per le ovazioni che mi fate. Come indisponente principale master spedito, come esponente principale del nostro partito, piglia la pumarola. E va a schiaffo in faccia. Vi piglio la parola e vi dico subito, consiglio di non porre che pila. Vi consiglio di porre fine allo sciopero. Volimmo prima i diritti nostri. Silenzio.
lasciatelo parlare. Ti tenga a rogno per voi. Ehi, è grattata pello. Io vengo da Roma per voi. Essendo stato capitone per coscia vostra, sono stato alla capitale per la causa vostra. Aggio variata la manesta maradata, aggio parlato con ministri e deputati, aggio scamazzata la noce in da porta, ho schiamazzato a voce forte. A nome delle maestranze ho detto, onorevoli colleghi, gli iscritti al nostro partito sono canamaniati e sottusi. Ma chi c'è? Non sei, ad conosci. Gli iscritti al nostro partito sono amareggiati e delusi. Siamo arrivati vicino alla stazione. Siamo perduti. Siamo arrivati alla vigilia delle elezioni e il gioco si rinnova. Non so purpetti in dodiana. Oh, braccio! Non si promette in vano. Voi dovete garantire al popolo pana panora. E che ne fai? Il pane è il lavoro. Datemi la carta bianca e ditemi per. Ma che state dicendo? Datemi carta bianca e pieni poteri. Ora vai, Panuccia! Lo so. Oramai è pernuta, ma patita, ma è finita. Basta che fumarole fratta. Ma nata che le sanno marzare. Basta con le parole, i fatti ci vogliono. Ciapolle cosenza è buona, ma pesa. Sì. Ci vuole coscienza e buona fede. Bene, bravo l'onorevole. Se permettete, mo lavattore. Se promettete al lavoratore o pane che a tessera. Ma sta mi guerra voi. Il pane e il benessere, quello vi segue in capo al mondo. Pulimmi una casa. E gliel'ho detto, l'operaio, a casa caricotte, a casa a riscatto, datela una guaglia a mezzo saciccia. E che ne fa? Dategli l'uguaglianza massiccia, e mortaristi da sia miliardaria. A morte l'aristocrazia miliardaria! Viva i proprietari! Non sei. Viva il proletario! Vatte, ne imbroglio, cagna mestiere, dopo deputato con che la lingua. Compagni, ascoltate, vi prego, voi state dormendo in da chiave che è porte chiuse. Voi state dormendo ed è chiaro che le porte sono chiuse. Allatemi non sanno. Perché facete fatica? E perché non fate niente? Chi ha sparato? Chi aspettate? Seguitemi in da grotta e facite con me panza a panza. E ci portassero per in da grotta. Seguitemi nella lotta e fate con me alleanza. Noi dobbiamo aumentare i seggi in da Camera. Noi ci aspettiamo in terra. Dobbiamo aumentare i seggi alla Camera e solo così aumenterà la monnezza per strade Napoli. E che è poco. E solo così aumenterà la ricchezza dello Stato e di Napoli. E fatemi via l'Italia! Ho finito! E viva l'Italia! Polito, come so aiuto? Donna se, avete fatto schifo.